Lui è sempre stato un prete alpino, forse ancora un alpino prima di un prete. Lui ha sempre partecipato a tutte le commemorazioni degli alpini in Grappa, ha inaugurato il Castagnier della Madonnetta qui a Crespano e gli alpini sono quelli che hanno costruito assieme a lui materialmente, proprio mattone su mattone a picconate, la base di quello che poi è diventato il centro Don Paolo Chiavacci. Un concerto alla memoria di Don Paolo Chiavacci e di quanti hanno contribuito alla crescita del Centro di Spiritualità e Cultura di Crespano a Pieve del Grappa. Incontro musicale con il Creato è il titolo dell'evento, che ha visto esibirsi il coro alpino Monte Castel di Crespano e il coro Ana di Oderzo. Un legame profondo quello di Don Paolo con gli alpini. Prima di diventare prete aveva fatto parte anche lui delle Penne Nere e in fondo non le aveva mai davvero lasciate. Presente al concerto nella suggestiva Casa Schiba anche Monsignor Michele Tommasi. Musica, spiritualità e natura, le protagoniste indiscusse. Venire a vivere un'esperienza di musica, di bellezza, di armonia in questo posto al centro Chiavacci, in cima al Prato della Schiba, è un momento molto spirituale, molto concreto al tempo stesso. È un momento in cui ricordiamo la figura di Don Paolo Chiavacci per tutto quello che è riuscito a vedere, a immaginare, a sognare e a realizzare in questo posto meraviglioso, l'incontro con la natura, tra le persone, che alla fine è l'incontro con Dio. Dovremmo portare molta più gente qui perché veramente si capisce il senso della necessità di salvaguardare il creato, perché qua ci si sente veramente, l'ho detto prima, in armonia e in pace con se stessi, con le persone che abbiamo intorno e anche con il mondo.